Ciao a tutti amici di FreeSpace, oggi siamo qui con la nuovissima Jamara, un'auto molto potente a batteria. Eccoci qui in un campo per testare subito questa Sì, macchinetta. facciamo un test nel campo, poi torniamo nella strada normale. Ah. Oh mamma, ok, adesso è un problema. Torniamo subito ragazzi. Eccoci subito tornati. Siamo fin dove tira il telecomando. Tira tantissimo, credo fino a 1 chilometro, insomma c'è scritto fino a 1 chilometro nella confezione. Non ho mai testato fino a 1 chilometro il telecomando, però vi posso assicurare che tira tantissimo. Per fortuna che abbiamo un'ottima videocamera con lo zoom, perché sennò non riusciremo mai a vederlo. Ok, ora torneremo in strada. Ci vediamo fra qualche secondo. Ragazzi, nel frattempo Nicola ha lasciato le batterie e 2 persone si sono incazzate. Ok ragazzi, eccoci dopo esserci riappacificati con i due che ce l'avevano con le nostre batterie. Siamo qui tornati sulla nostra strada di campagna. Ok, adesso mi devo prendere perché ragazzi è da un po' che non uso questa macchina. La batteria scarica, adesso la cambiamo. Non voglio scaricarla del tutto. Ecco qui, adesso facciamo vedere velocemente il telecomando, è molto semplice da utilizzare, abbiamo l'antenna che si può ripiegare, abbiamo lo sterzo verso destra e verso sinistra, acceleratore, freno e quando si molla e si rischiaccia è praticamente la retromarcia. Qualche opzione veloce come per esempio invertire lo sterzo o invertire l'accelerazione, nel senso che così si accelera, così si frena e si fa la retromarcia, oppure anziché sterzare a destra, sterza a sinistra, e anziché sterzare a sinistra, sterza a destra, una cosa così. Questa qui è qui abbiamo la possibilità, accensione e spegnimento.
abbiamo la possibilità di regolare lo sterzo, quanto deve sterzare, la possibilità di regolare la minima, cioè una minima velocità. Per esempio, se noi lo portiamo a 1 andrà a una velocità minima, insomma andrà molto lento. E se invece portiamo a 1 questo, questa qui diciamo è la calibrazione, è per calibrare. Noi facciamo andare la macchina dritta e se noi giriamo un po' a destra, la macchina girerà sempre un po' a destra, diciamo tende a sterzare a destra. Quindi serve più che altro per compensare. Quindi se abbiamo una macchina che tende a girare a destra, con questo la facciamo girare un po' a sinistra. Qui da Free Space per voi la nostra Yamaha È tutto.